La siccità e l'abbassamento dei canali interni ha creato una situazione di scarsa salubrità dei corsi d'acqua cittadini. La caccia ora è agli scogli abusivi. Il comune, dopo il tavolo tecnico con consorzio di bonifica, provincia e Acegas APS Anga, ha disposto delle pulizie intensive dei canali e un monitoraggio attento sul canale Santa Chiara, dall'ospedale alla questura, per verificare anche la regolarità degli scarichi. In queste ore avremo i risultati del monitoraggio fatto da APS sugli scarichi, complice anche l'abbassamento dei livelli. Su come stanno le acque ce lo dirà a breve questa indagine che stiamo compiendo con ARPAV, in modo tale da analizzare i campioni di acqua e capire anche lo stato di salute, insomma, dell'ambiente che si è creato. La pulizia e la salubrità dei canali sono molto importanti anche per evitare il proliferare delle zanzare in quest'estate segnata da un aumento di casi di virus West Nile. Nel frattempo, oltre 30 kg di pesci morti sono stati recuperati ieri in poche ore all'interno del canale dell'Isola Memia in Prato della Valle. La polizia provinciale, insieme alla cooperativa Piovego, da giorni è impiegata nel recupero della fauna ittica in sofferenza per l'emergenza idrica. In pochi giorni sono stati recuperati già 350 kg di pesce. Continuiamo a monitorare una situazione che vede i livelli sempre troppo bassi, causando così tutta una serie di situazioni. Noi siamo all'opera per togliere quanti più pesci possibili, sia i vivi per portarli in acque sicure, sia quelli che nel frattempo muoiono, per evitare situazioni di putrefazione, anche situazioni poi di degrado, di degenerazione dovuta anche a situazioni di questo tipo. Nei prossimi giorni Comune e Acegas APS dovranno decidere anche sullo spegnimento dell'inceneritore in base alle condizioni del canale San Gregorio. Entro fine settimana l'impianto di San Lazzaro potrebbe essere spento se non ci fossero altre piogge.